Buonasera dalla Stella Azzurra, 16ª giornata di Lega Calcio a 5. I Cresis affrontano il Football Ostiense. Pallone giocato dai Cresis, l'apertura sulla destra per Costa, in mezzo per Loreti, il vantaggio dei Cresis. Pochi minuti per il gol di Loreti, 1-0 adesso. Apertura a sinistra per Costa che prende in consegna il pallone, supera il centrocampo, se ne va Costa, guarda in porta, prova addirittura il tiro, il raddoppio dei Cresis, 2-0, un minuto dopo il gol, arriva anche il raddoppio. Pallone giocato sulla tre quarti da Loreti, lo scarico per Costa, in mezzo, respinta la sfera, ma ancora Loreti con il mancino, la doppietta di Loreti per il 3-0 dei Cresis, partita finora a senso unico. Attaccano i Cresis, cerchio di centrocampo, il triangolo che si chiude con Corsi, va lui con il tocco sotto elegante per il poker dei Cresis, 4-0 inizio ripresa, firma la sua rete anche Corsi. Prova a ripartire il Football Ostiense, l'appoggio per Minciotti che cambia marcia, Minciotti va addirittura in porta con la punta, un gol bellissimo di Minciotti che prova a tenere a galla i suoi con la rete del 4-1. Pallone messo fuori dalla difesa, recupera la sfera Malerbi che pensa al dribbling, poi l'appoggio per Costa, prende la mira e va con il destro, il 5-1 dei Cresis, ormai è davvero dura per il Football Ostiense. Prova ad attaccare il Football Ostiense ancora con Minciotti, ancora con il diagonale per il 5-2, Minciotti tutto da solo, prova a tenere a galla i suoi con la doppietta. Costa prova il dribbling, se ne va bene Costa, può entrare in aria, lo scarico in mezzo, Loreti, il mancino, 6-2, subito a spezzare le ali agli avversari Cresis e adesso sono 4 i gol di distanza. Pallone recuperato da Loreti, attenzione perché Corsi ha attaccato lo spazio, pallone per lui, ancora Corsi, 7-2 dei Cresis, non si fermano più i rossoneri. Loreti, sempre lui a drillare le ripartenze, 2 contro 1, l'assist per Costa con il piattone, è tutto facile per Costa, 8-2 ormai, si aspetta soltanto il fischio finale alla Stella Azzurra. La ripartenza dei Cresis, buono il dribbling, 3 contro 1, l'appoggio per Malerbi che deve soltanto spingerla, oltre la linea della porta va in gol e anche Malerbi dopo l'assist, 9-2. Malerbi è sbilanciato il Football Ostiense, Costa, l'appoggio per Corsi che la spinge oltre la rete e manda in doppia cifra i Cresis, 10-2 adesso il parziale al 23esimo della ripresa. Football Ostiense prova l'assedio finale, prova a salvare la faccia, va alla conclusione Minciotti e firma la tripletta personale, i suoi perdono ma trova la gloria di 3 gol, serve però l'aiuto dei compagni per vincere partite come queste. I Cresis soddisfano i pronostici vincendo per 10-3 alla Stella Azzurra.